Ciao, sono Giorgia, ho 26 anni e sono un'operatrice telefonica. Dopo essermi presa un diploma al liceo scientifico, ho fatto un anno di economia e commercio, ma poi ho fatto una scelta differente e ho smesso gli studi in economia e ho aiutato a gestire l'azienda di famiglia, che è un negozio di abbigliamento. L'anno scorso ho fatto domanda invece per il servizio civile. Ho fatto un anno di servizio civile alle ACLI. Terminato il servizio civile quest'anno, ho deciso di iscrivermi al portale di Sardegna Lavoro sul web. E da lì ho potuto visualizzare diversi bandi. Uno tra questi è stato un tirocinio di 6 mesi. Da lì ho fatto una scelta di mandare il mio curriculum e nel momento in cui ho mandato il mio curriculum, sono passate più o meno 2 settimane e mi è arrivata una mail di conferma dove mi dicevano che avevo passato la prima selezione. Dopo aver passato la prima selezione sono andata a fare il colloquio con l'azienda e dopo il colloquio sono andata al CPI, al Centro per l'Impiego, dove mi hanno fatto firmare il patto di attuazione con l'azienda. Al Centro per l'Impiego mi sono trovata molto bene perché sono state persone molto cordiali dove mi hanno saputo dare diverse spiegazioni e nonostante ora sono già all'interno dell'azienda. Basta una telefonata per potermi dare dei chiarimenti su diverse cose. Sono rimasta molto sorpresa nel vedere la facilità del poter trovare dei bandi, fare le registrazioni, rapportarmi appunto anche poi col CP successivamente. Riesci ad avere una gestione del libretto giornaliero, trovi tutta la tua situazione dal momento in cui tu firmi il contratto al momento in cui tu lo finisci. Attualmente opero nel settore del contact center, quindi principalmente ricevo le telefonate dai clienti e smisto le mail che arrivano. Le telefonate arrivano dagli utenti che hanno bisogno di un supporto, quindi abbiamo un rapporto molto vicino col cliente, cerchiamo di chiudere la telefonata sempre dando un risultato positivo, dandogli delle risposte che cercavano e anche tranquillizzandoli su delle situazioni magari contabili. Prima di iniziare il tirocinio conoscevo ovviamente già l'azienda, ma lavorandoci all'interno ogni giorno scopro delle cose nuove. Ho un tutor che mi affianca, che mi mostra sempre tutte le situazioni possibili per poter dare delle risposte ai clienti che ci chiamano o che ci mandano delle mail. Questo tirocinio mi sta formando molto personalmente e mi potrà dare una possibilità di crescita del mio bagaglio personale, questo sicuramente. Quindi il mio consiglio per tutti quanti è quello di controllare, come ho fatto io, anche su Sardegna Lavoro, e di cercare quello che più vi si addice, guardare in maniera positiva ogni opportunità che ci viene offerta e valorizzare le nostre capacità formative. Ciao, buon lavoro!